3 centri per migranti commissariati nel Vibonese, sospetti infiltrazione dell''ndrangheta nel business dell'accoglienza, nominato amministratore giudiziario. È stata arrestata stamattina dalla polizia a Lamezia Federica Guerrise, moglie dell'uomo accusato di aver ucciso Francesco Berlingeri il 19 gennaio del 2017 e ferito un nipote di questi. La donna è accusata di aver avuto un ruolo attivo in entrambi gli episodi delittuosi. La Regione contesta i dati di Legambiente sullo stato di salute degli edifici scolastici calabresi. Il dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici assicura la situazione è migliorata. Uscita pubblica del direttore generale dell'azienda ospedaliera dell'Annunziata di Cosenza che incontra la stampa per illustrare i passi in avanti compiuti dal nosocomio. Punta l'attenzione su un dato incoraggiante, l'aumento della mobilità attiva. Il presidente della regione incontra i sindaci della Piana per l'analisi della situazione assai critica della sanità nell'intera area. I primi cittadini hanno ricevuto rassicurazioni anche per la costruzione del nuovo ospedale di Gioia Tauro. Conclusa la fase di rodaggio a Rende per la raccolta differenziata porta a porta, risultati buoni soprattutto sul fronte dell'individuazione di centinaia di utenze non censite. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, lo avete sentito anche dai nostri titoli, sono stati commissariati 3 centri d'accoglienza nel Vibonese, la decisione del prefetto, il perché nel nostro servizio. Il provvedimento è stato vergato dal prefetto di Vibo Valentia, Guido Longo, che di fatto ha commissariato 3 centri d'accoglienza per migranti sul territorio. Nel pomeriggio in prefettura l'incontro tra il rappresentante di governo e il neocommissario. Si tratta dell'avvocato palermitano Rosario Di Legami, amministratore giudiziario. La decisione del prefetto, secondo quanto riportato da Repubblica.it, andrebbe individuata nel sospetto di infiltrazioni dell''ndrangheta nel business dell'accoglienza nel Vibonese. In particolare ci sarebbero alcune forniture date in subappalto a una società in odore di 'ndrangheta. Compito del commissario sarebbe quello di fermare le presunte infiltrazioni della criminalità organizzata e al contempo garantire il buon funzionamento dell'accoglienza. Insospettabili i presunti autori dell'omicidio Berlingeri avvenuto alla Lamezia Terme il 19 gennaio del 2017. Oggi l'arresto della moglie dell'uomo accusato del delitto. Lui un perito tecnico, lei un'infermiera. All'origine del fatto di sangue non ci sarebbe un movente, i particolari nel servizio. Eccolo il video grazie al quale gli inquirenti hanno potuto collocare sul luogo dell'omicidio di Francesco Berlingeri di 57 anni e del ferimento del nipote minorenne di questi avvenuti a Lamezia il 19 gennaio 2017 i coniugi Gallo. Oggi i poliziotti di Lamezia con il personale della Polizia di Stato della Questura di Catanzaro hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Lamezia a carico della 30enne infermiera Federica Guerrise, ritenuta corresponsabile dell'omicidio insieme al marito, al quale è stato notificato il medesimo provvedimento. Il 32enne Marco Gallo si trova in carcere dal luglio scorso in quanto ritenuto responsabile anche dell'omicidio di Gregorio Mezzatesta, assassinato a Catanzaro il 24 giugno 2017. Le attività investigative hanno consentito di accertare un solido quadro probatorio nei confronti degli indagati, ricostruendo minuziosamente i loro movimenti sul luogo del delitto. Grazie infatti alle indagini avviate nell'immediatezza e all'acquisizione delle riprese dei sistemi di videosorveglianza installati nelle vicinanze del luogo del delitto, si è potuto verificare che l'autore dell'omicidio, che aveva utilizzato una moto di tipo enduro, anche nella giornata antecedente all'agguato, aveva avuto il supporto logistico da parte dell'occupante di un'auto Fiat 600, della quale si intravedeva una parte della targa. Grazie anche al supporto del servizio di polizia scientifica di Roma è stato possibile individuare la targa dell'auto risultata intestata a Federica Guerrise. Analizzando anche le celle telefoniche si è scoperto che entrambi i telefoni degli indagati erano presenti sul luogo dell'omicidio. Il movente, secondo gli investigatori, sarebbe da ricondurre ai trascorsi criminali della vittima, dedito ai furti di autovetture o mezzi industriali con la pratica del cosiddetto cavallo di ritorno. Attraverso tutti questi accorgimenti tecnici, attraverso tutti questo strumentario investigativo è stato possibile ricostruire minuziosamente i movimenti della coppia nel giorno precedente e nel giorno dell'omicidio,
in una sequenza di movimenti che appunto in maniera assolutamente chiara, precisa e concordante depongono per la responsabilità di entrambi nell'omicidio. E torniamo ad occuparci dei dati di Legambiente sullo stato di salute degli edifici scolastici calabresi, dati che però la Regione contesta. La situazione, secondo il dirigente del settore, è molto migliorata. Vediamo. Gli istituti scolastici calabresi non godono di buona salute. Legambiente stima che 1 su 2 è stato costruito nel 1975 e che il 79% necessita di una robusta rivisitazione. Ora, questa è l'istantanea che non piace affatto alla Regione, che non solo disconosce questi dati, quanto li contesta. Non so la provenienza dei dati di Legambiente. Noi abbiamo un quadro sull'anagrafe dell'edilizia scolastica che stiamo cercando di aggiornare, ma questo dato del 79% non ho idea da dove sia stato elaborato. Certo, molte cose sono cambiate, ma è inevitabile che per recuperare i ritardi del passato occorre del tempo. Le infrastrutture scolastiche sono circa 2400 in Calabria. Parecchie risalgono a prima del 1970, insomma, a un periodo in cui non c'era una normativa sismica dettagliata proprio per costruire in maniera antisismica. Questo non significa che gli edifici non siano sicuri, però c'è un deficit di conoscenza. Noi stiamo cercando di colmare questo deficit anche per capire quante sono le risorse realmente necessarie per mettere in sicurezza tutti gli edifici. Negli ultimi anni ci sono stati rilevanti investimenti e altri sono in corso in questo periodo. Parliamo di oltre 400 milioni di euro tra gli interventi programmati e quelli in corso di avvio. Insomma. Noi negli ultimi 2 anni siamo passati da una popolazione dell'anagrafe. L'anagrafe significa sapere di quante scuole si conosce una fotografia aggiornata, da un dato del 15% a un dato dell'85%. Quindi abbiamo fatto un notevole passo avanti, ci manca ancora l'altro 15% e ci stiamo lavorando. Al momento le criticità sono presenti su tutto il territorio regionale e nessuna provincia è più avanti delle altre. Io non farei una distinzione provinciale. Purtroppo il territorio calabrese è tutto sismico. Non abbiamo fatto una statistica per vedere la provenienza territoriale delle richieste, però sono sparse in tutta la regione e ci sono risorse in campo. La cosa importante è cercare di spenderle bene. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Cosenza, Achille Gentile, oggi ha incontrato i giornalisti e ha reso noto i passi in avanti compiuti dall'Annunziata, evidenziando proprio l'aumento della mobilità attiva. Vediamo. In attesa di realizzare il nuovo ospedale di Cosenza si lavora per migliorare l'Annunziata. A proposito del nuovo ospedale, a che punto siamo? Giorno 24 avremo il primo incontro istituzionale tra regione, azienda e comune. Io mi auguro che a più breve si possa condividere un percorso comune di scelta del sito. I tempi certo non saranno brevissimi, allora bisogna lavorare sull'esistente. L'ultimo rapporto sui LEA, i livelli essenziali di assistenza, certo non è incoraggiante, con la Calabria maglia nera per assistenza ospedaliera, ma i dati si riferiscono al 2015. Da allora l'azienda ospedaliera ha effettuato nuovi investimenti per dare risposta alle esigenze di salute dei cittadini. Si volta pagina dunque, anche se l'Annunziata presenta molte criticità. L'Annunziata è un ammalato molto grave, noi stiamo cercando di intervenire e di rianimarlo in maniera tale da consentire comunque l'assistenza. E così la direzione strategica dell'azienda ospedaliera di Cosenza fa il punto sugli interventi realizzati e quelli in programma. Sono di adeguamento strutturale organizzativo e poi stiamo cercando di adeguare gli spazi per dare risposta all'utenza che quotidianamente aumenta sempre di più. Nel dettaglio è previsto tra l'altro il completamento del DEA, del padiglione di dermatologia e oncologia del Mariano Santo. A proposito del Mariano Santo, il completamento è previsto per giugno 2018 e sarà l'unico ospedale regionale messo completamente in sicurezza. E ancora entro dicembre saranno consegnate 3 nuove sale operatorie all'Annunziata, poi le rassicurazioni per i malati oncologici. Entro marzo si avrà il nuovo acceleratore lineare. Nell'attesa i pazienti saranno accompagnati al Pugliese di Catanzaro per la radioterapia. Aumentati anche i
posti letto passati da 538 a 705, illustrato anche il piano delle assunzioni. Abbiamo assunto una serie di personale, ne stiamo facendo altre e stiamo cercando di completare gli organici. Si lavora dunque per superare le criticità. A proposito, per quanto riguarda i tempi di attesa, l'obiettivo del management è quello di non superare i 30 giorni. I tempi sono ancora lunghi per la TAC, anche se si sta procedendo all'acquisto di nuovi macchinari, una nuova TAC e una risonanza di ultima generazione. Altro dato positivo riguarda la mobilità attiva, che è in aumento, e il superamento del precariato. Nel 2016 infatti si è proceduto alla stabilizzazione. Altro dato, l'Annunziata avrà un unico ingresso, quello storico, anche per garantire la sicurezza di operatori e utenti. Il governatore Oliverio ha incontrato i sindaci della Piana per affrontare le criticità sanitarie del territorio, assicurazioni anche sulla realizzazione del nuovo ospedale di Gioia Tauro. Vediamo. Sindaci della Piana, conclave ieri pomeriggio a Rosarno. L'Associazione Città degli Ulivi si è riunita portando avanti il leitmotiv della sanità nel territorio pianigiano, tema sempre attuale ma molto caldo nelle ultime settimane. L'appuntamento di Rosarno è stato l'occasione per informare gli altri membri dell'associazione sui temi discussi lunedì a Catanzaro nel confronto con il governatore Mario Oliverio. Un confronto che si trasformerà in un tavolo permanente in cui sindaci e regione continueranno a discutere dei problemi che affliggono le strutture ospedaliere presenti sul territorio. Polistena e Gioia Tauro su tutti. Oliverio ha rassicurato i primi cittadini circa la volontà di potenziare i servizi già esistenti, ricevendo supporto dall'ASP, che ha reso edotti i sindaci circa le intenzioni dell'azienda in merito ad assunzioni a breve termine e fornitura di nuove attrezzature. Rassicurazioni sono state fornite anche al riguardo la riapertura H24 del punto di primo intervento di Palmi. Di questo dunque hanno parlato i sindaci e tra gli argomenti non poteva mancare quello relativo alla costruzione del nuovo ospedale a Palmi. A tal proposito il governatore Oliverio, nell'annunciare che le difficoltà tecniche che stanno bloccando l'inizio dei lavori del nosocomio legate a problematiche di tipo geologico che riguardano il sito scelto per la costruzione, ha reso noto anche il cronoprogramma stilato dalla regione per portare a compimento i lavori. A quanto pare il termine ultimo per l'entrata in funzione dell'ospedale sarebbe stato fissato per il 2021. I primi cittadini pianigiani durante il loro incontro si sono detti soddisfatti del confronto con Oliverio e l'ASP, pur sostenendo che alle parole espresse a Catanzaro debbano seguire i fatti. Ora il nostro diario di bordo. Il sindaco di Riace esce soddisfatto dal colloquio di oltre 2 ore con i magistrati di Locri, titolari dell'inchiesta. Lucano ha detto di aver chiarito la sua posizione e che adesso attende una rapida definizione della vicenda giudiziaria. Dalla cronaca alla politica, anzi, all'organizzazione gestionale. La notizia è questa: il presidente della provincia di Cosenza torna a frequentare il 10° piano della Cittadella, reinserito nella squadra di Oliverio. Iacucci, amico e collaboratore del presidente da lunga data, dovrà dividersi tra Cosenza e Catanzaro. Evidentemente il governatore si è reso conto di non poter fare a meno del sindaco di Aiello Calabro. Il consorzio Vallecrati presenta troppe criticità, tali da consigliare al presidente dei commercialisti Andrea Manna, indicato dal sindaco di Cosenza Mario Chiuto alla presidenza, di gettare la spugna. La decisione all'indomani dell'assemblea del consorzio, chiamata a ragionare sul cospicuo debito contratto con Fisia Impianti, che ammonta a 4,5 milioni di euro. Torna di moda la Fondazione Campanella, in liquidazione da tempo ma che continua a sborsare soldi pubblici, visto che deve corrispondere 9 milioni di euro a una società milanese, a cui è stato affidato l'incarico di rivedere i conti. A Vibo adesso, brutte notizie per il residence Lido degli Aranci, che non vedrà nemmeno un euro per l'alluvione del 3 luglio 2006. Per la Cassazione a Sezioni Unite l'evento alluvionale è imprevedibile, tradotto niente risarcimento. Buona notizia da Cetraro, dove dopo decenni l'asta del pescato verrà affidata ai privati, con un regolare bando pubblico dall'amministrazione comunale. È un gesto di grande coraggio che pone fine all'era del clan muto, da sempre egemone nel mercato del pesce.
Arrende adesso perché la fase di rodaggio del nuovo servizio di differenziato porta a porta si è conclusa. I risultati sono buoni, ma non mancano le distorsioni dovute all'incuria di alcuni cittadini, scoperte centinaia di utenze non censite, intensificati i controlli sul territorio attraverso la videosorveglianza. Gianluca Pasqua. Dai cassonetti al porta a porta, la rivoluzione della differenziata è arrivata anche a Rende ormai da qualche mese. Il periodo di rodaggio sta per terminare e già si raccolgono i primi dati confortanti, percentuali elevate in diversi quartieri e abbandoni in diminuzione. Certo, non mancano qui e lì i cumuli di rifiuti, soprattutto in prossimità delle aree dove erano posti i cassonetti e in diverse zone periferiche. Fenomeni dovuti alla resistenza da parte dei cittadini e agli abbandoni effettuati da incivili di passaggio provenienti da altre aree. Una delle zone più difficili da gestire è stata inizialmente quella di Quattromiglia, area prettamente universitaria. Da settembre la situazione è migliorata molto, infatti abbiamo fatto dei giri, abbiamo trovato pochissimi cumuli di buste, uno è alle nostre spalle e voi giustamente lo fate presente, io avevo fatto finta di non vederlo ma a voi non è scappato, però siamo in una fase di recupero, diciamo. Siamo partiti un po' in ritardo perché gli universitari sono arrivati ad ottobre, settembre, quindi il tempo di educarli a questo nuovo tipo di raccolta e confido molto nel senso civico e nel rispetto dell'ambiente, perché parliamo di studenti universitari, non stiamo parlando di gente, e dovrebbero essere anzi loro a dare lezioni sull'ambiente e di bonifica sui territori nostri. Presso il municipio rendese è ancora possibile ritirare il kit composto da mastelli e sacchi. Molti cittadini non censiti stanno regolarizzando la propria posizione. La raccolta differenziata mediamente siamo al 60%, in alcune zone tipo Rogges, Commenda, Sant'Agostino abbiamo superato il 74%, quindi stiamo raggiungendo ottimi risultati. È normale che le periferie, anche per l'ampiezza del territorio, è più lungo il percorso diciamo, di bonifica, per usare un termine adatto alla raccolta, però siamo ottimisti. Molte volte le buste vengono lasciate da chi non ha i mastelli, perché noi stiamo facendo dei giri e vediamo che la maggior parte dei palazzi incomincia ad avere i mastelli sotto casa. Purtroppo molti appartamenti non erano censiti proprio agli uffici tributari del comune, ma insieme alla Calabria Maceri e ai vigili urbani mi sembra che siano stati individuati oltre 1000 nuovi iscritti. Come negli altri centri che hanno attivato l'impegnativo ma efficace servizio del porta a porta, anche a Rende sarà necessario intensificare i controlli sul conferimento, anche con l'ausilio della videosorveglianza. Stiamo provvedendo col montaggio di telecamere e sicuramente incominceremo con le sanzioni, perché dopo 2 mesi di tolleranza mi sembra sia giusto passare oggi a punire chi mantiene ancora un comportamento non corretto. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Nascondeva in una credenza della sala del ristorante gestito da una società intestata alla moglie una pistola clandestina ma perfettamente funzionante. Un uomo incensurato è stato arrestato a Reggio Calabria dai finanzieri del comando provinciale. L'arma semiautomatica calibro 22 munita di caricatore e 20 colpi è stata rinvenuta nascosta fra posate e bicchieri. Avevano pubblicato su vari siti specializzati delle inserzioni fasulle, riuscendo a farsi accreditare delle somme di denaro in acconto per poi sparire. 4 persone sono state denunciate per truffa dai carabinieri di Cirò Marina. Nessuno dei 4 ha mai inviato la merce promessa. La squadra mobile di Vibo ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal GIP nei confronti di 5 persone accusate di aver svolto un'intensa attività di spaccio di droga. Un imprenditore di Montalto è stato denunciato all'autorità giudiziaria per furto aggravato e deturpazione di bellezze naturali. Sono stati i militari della stazione dei carabinieri forestali di Montalto durante un controllo in località Coretto a trovare l'uomo mentre con l'ausilio di un escavatore e un autocarro sistemava materiale inerte da poco prelevato dall'alveo del torrente Mesca, affluente del fiume Crati, per trasportarlo nel piazzale del suo deposito. Si è pertanto proceduto alla denuncia dell'uomo e al sequestro dei mezzi e del materiale inerte depositato sul piazzale. Una petizione per chiedere il commissariamento dell'ANAS e quanto si propone il Comitato Trasversale delle Serre, 50 anni di sviluppo negato, che ha indetto un'assemblea in programma il prossimo 28 ottobre per lanciare una raccolta di firme anche con sottoscrizioni via web contro l'azienda delle strade. L'agricoltura ci porta a Vibo, vediamo.
Questa volta si è tenuto in Calabria il Forum Nazionale dell'Agricoltura Sociale, una 2 giorni che ha visto la partecipazione dei delegati nazionali presenti per la prima volta nella nostra regione. Una scelta che rappresenta il riconoscimento di quanto in questi anni si è costruito in Calabria, tentando di mettere insieme le sensibilità del territorio. Significativo poi che la scelta sia ricaduta su 2 realtà di grande impatto sociale come la comunità Progetto Sud presso la cooperativa Le Agricole La Mese Terme e la fattoria sociale e didattica Iunceum di Vibo Valentia. La fattoria Iunceum rappresenta sicuramente un modello di eccellenza che nasce dall'integrazione tra l'attività agricola e quella che è la comunità e i suoi bisogni. Esperienze come queste che in Italia ne esistono tantissime e rappresentano veramente il polmone di una sana economia. All'interno di luoghi come questo appunto dove ci troviamo oggi si sta scrivendo anche una nuova pagina all'interno della quale l'economia diventa, in questo caso un'economia agricola, diventa nuovamente presidio del territorio, risponde ai bisogni della comunità. La Calabria ha una vivacità enorme, spesso non lo si considera, ma è proprio dal sud dell'Italia, dalla Calabria, ma penso anche alla Campania, penso anche alla Puglia, che l'agricoltura sociale sta dando esempi di eccellenza anche per il nostro nord. Guardiamo al sud con molto interesse proprio perché è da qui che si sta riscrivendo una nuova umanità. Dal 2012 portiamo avanti questa iniziativa con grandi risultati. E il Forum Nazionale dell'Agricoltura Sociale ha scelto la Calabria e ha scelto la nostra fattoria per parlare appunto di queste tematiche. Per noi è un momento di orgoglio sicuramente, ma anche occasione per mettere al centro diciamo, della discussione l'importanza di quanto possa essere determinante fare rete, e quindi servizi sociali, sanità, e quindi politiche del lavoro, agricoltura, perché si raggiunga un livello ottimale dal punto di vista di quelle che sono poi le politiche di inserimento e soprattutto inclusione sociale e lavorativa per le persone più disagiate e comunque che hanno difficoltà. È morto lo storico Rosario Villari, 92 anni, era nato a Bagnara Calabra. Villari, ex parlamentare del PC e membro dell'Accademia dei Lincei, moltissimi i saggi che ha firmato. E ora in chiusura le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Insiste un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-orientale ed area balcanica. Da occidente, timidi tentativi di erosione all'alta pressione non arrecheranno al momento alcun disturbo dalle nostre parti, se non una modesta attività nuvolosa di tipo stratiforme. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani ancora sereno o poco nuvoloso, possibili passaggi di velature potrebbero transitare nel corso della giornata. Temperatura stazionaria. Passiamo ai mari e ai venti. Domani disposizione dei venti dai quadranti meridionali ovunque con mare. Poco mosso il Tirreno meridionale, calmo quasi calmo sul settore centro-settentrionale. Lo Ionio diverrà poco mosso il settore reggino e catanzarese, quasi calmo ancora il settore crotonese e cosentino. Prima di salutarci vi ricordo come sempre il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie, arrivederci a domani. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, vi auguriamo un buon proseguimento.